Allora, per quanto riguarda la misura della temperatura presso i supermercati o le farmacie, penso che sia un buon principio così di precauzione, in modo da poter identificare quelli che eventualmente possono avere qualche processo patologico in atto, questo soprattutto a tutela del personale che poi deve venire a contatto con queste persone. Per quanto riguarda invece il discorso delle mascherine, siamo perfettamente d'accordo, e anche l'uso di guanti al di fuori dell'ambiente dove si vive, quindi per strada o nei vari negozi. Il problema si è spostato un pochino sull'opportunità di vedere di far usare queste mascherine anche ai bambini. E qua bisogna pensare che i bambini possono essere dei veicoli dell'infezione, come sappiamo, però penso che sia piuttosto problematico convincere un bambino di 1 anno o di pochi mesi a tenere una mascherina a permanenza quando esce di casa, visto che attualmente può anche farlo. Quindi bisognerebbe vedere caso per caso e cercare di far capire che potrebbe essere utile specialmente ai bambini più grandicelli, che possono così anche si può cogliere l'occasione per fargli capire che cosa sta succedendo in questo periodo e quindi renderli un po' più partecipi di tutta la situazione.